10 e passa ore di non stop elettorale, uno sforzo enorme quello compiuto dalla nostra emittente che ha seguito le fasi salienti dello spoglio elettorale con moltissimi ospiti e collegamenti esterni, uno sforzo enorme che comunque è stato ricompensato dalla vostra attenzione. Lo share è stato molto alto a conferma di come gli agrigentini hanno seguito passo passo le operazioni di spoglio. Il salotto di Margherita Tropiano, con Giovanni Tropiano a coordinare dallo studio, ha contato decine di ospiti di diversa estrazione politica, altre hanno raggiunto la postazione allestita alla sala stampa del comune di Agrigento, dove era per noi Gaetano Ravanao ad un seggio elettorale curato da Claudio Spoto per lo spoglio delle schede, il tutto per offrire un importante input al dibattito con notizie aggiornate in tempo reale, da menzionare anche le prime dichiarazioni a caldo raccolte dai candidati a sindaco nei rispettivi comitati elettorali e ancora collegamenti esterni anche con altri comuni della provincia di Agrigento ed in particolare con Sciacca. La nostra emittente ha anche seguito da vicino le operazioni di voto a Palermo con collegamenti curati da Lucio Miceli. Insomma, un lavoro che ci ripaga per il forte impegno messo in campo dai nostri editori, dalla redazione e dallo staff tecnico. Il successo della nostra non stop elettorale è stato anche confermato dalle centinaia e centinaia di mail che i telespettatori ci hanno spedito. L'appuntamento adesso è per il turno di ballottaggio.